Vittoria interna per la Vigor Perconti di Ruperto nel recupero della 18ª giornata del girone C campionato Under 16 Elite. I Blaugrana battono per 3-1 la Tivoli e accorciano sulla Romulia capolista, ora a -4. Padroni di casa subito in vantaggio dopo 7 minuti con Di Gianmartino a ribadire in rete una prima conclusione da parte di Orlando, 1-0. Al gol la Tivoli risponde da corner, mentre poco dopo, con un colpo di testa sul ribaltamento di fronte, la Vigor Perconti ad andare vicina al raddoppio, sfera per De Angelis che di testa mette il pallone alto sopra la traversa. Vigor che raddoppia all'11° con lo stesso De Angelis che da 2 passi non può sbagliare, 2-0 per i padroni di casa. La Tivoli non ci sta e al 20° riapre il match, palla in verticale, il portiere dei padroni di casa esce un po' avventatamente e Porto lo beffa con un bel pallonetto, 2-1. Finale di frazione con occasionissima per De Angelis su errore difensivo da parte della Tivoli, 2 contro 1 da parte dell'attacco della Vigor Perconti con il numero 9 che si fa respingere il pallone dal portiere ospite. Ad inizio ripresa, Tivoli subito offensiva, pallone recuperato sulla metà campo, sfera per Porto che rientra sul destro, sfera che termina alta sopra la traversa. Poco più tardi è Principessa per il Blaugrana in pallonetto a sfiorare il 3-1. Terzo gol dei padroni di casa che matura poco dopo con Orlandi bravo in dribbling prima di depositare in rete il 3-1 in favore della Vigor Perconti. Tivoli che comunque insiste e che va vicino al 3-2 al 18° con Porto che chiama in causa Paloscia che para con la mano di richiamo. Poi da corner ancora Porto mette fuori sulla ribattuta. Infine ultimo tentativo degli ospiti con Penna che sfiora la traversa. Poi dopo 3 di recupero il triplice fischio del direttore di gara.